Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo Fronte Romea davanti all'esempio di archeologia industriale ex Madrugada. Oggi però ne parliamo da un altro punto di vista. Ecco, il punto di vista è questo, che l'inquinatore seriale ha colpito ancora. Qua siamo davanti a veramente un gettare di immondizie anche importanti, che sicuramente smaltirle costerà un sacco di soldi per la comunità. Vedete che ci sono degli inerti, ci sono bagni, ci sono frigo, ci sono queste cose qua di plastica che non è facilmente smaltibile, tutte cose che poi dopo la comunità dovrà prendersi in carico, le amministrazioni eccetera, per pulire. E quindi che dire, allora facciamo tanto tutti noi, ma tutti noi polesani, non dico neanche a persone del settore, ma facciamo tanto per decantare il nostro territorio, per decantare il delta, per dire che siamo la zona più bella d'Italia, più giovane d'Italia, meno inquinata. E certo che siccome tra l'altro siamo a Fronte Romea, quindi chiunque può vedere questo scempio come l'ho visto io. Ecco, vedete le auto che passano, siamo veramente a pochi metri dalla Romea, gomme, e detriti vari, inerti, tapparelle, sicuramente ci sarà anche Eternit perché non ci facciamo mancare niente. E che dire, allora signori che fate questo scempio qua, mettetevi veramente una mano nel cuore. Se vogliamo fare partire il nostro territorio, visto che parliamo che i nostri giovani emigrano, ci sarebbe questa grande possibilità di sfruttare il nostro delta dal punto di vista turistico, di sfruttare il nostro delta dal punto di vista paesaggistico, e poi fate queste cose qua, una cosa solo bisogna dire: vergognatevi.